Eder, Mech, Pallister. La signora Resinovic aveva un telefono iPhone IMEI 35 72 97 09 14 65 980 con una SIM Wind 3 a lei intestata, con un numero telefonico 392 888 8877. La signora Resinovic aveva un telefono Samsung Galaxy 3 IMEI 35 15 42 06 54 52 241 con una SIM Wind 3. Non diciamo ancora se a lei intestata ed in uso o solamente in uso, ne parleremo dopo, con un numero telefonico 392 888 7777. Il marito Visentin aveva un telefono Samsung S21 IMEI 35 26 30 60 20 56 670 con una SIM Wind 3 a lui intestata col numero telefonico 393 88 77 777. Durante la testimonianza resa a SIT dalla titolare del negozio Wind 3 di via Cesare Battisti, in Trieste in data 27 dicembre 2021, si legge testualmente: la signora Resinovic con noi ha ancora 2 utenze attive, 392 8888877 e 392 88 77777, come da stampa che vi consegno. Ebbene, da questa stampa derivante dalla sola proposta di contratto con variazione di piano tariffario datata 30/11/2021, si evince solamente il numero telefonico 392 88 88877 e sulla stessa stampa è riportato come numero di riferimento alternativo il 393 88 77777, intestato al marito Visentin. Non esiste una seconda stampa da cui si evinca una cosa diversa. Da quanto letto sulla testimonianza, il secondo numero 392 88 77777 è sicuramente un numero riportato in maniera errata, perché se esatto il prefisso contiene il primo 7 da sinistra al posto di un 8, oppure, qualora fosse quello di riferimento alternativo, intestato al marito, sarebbe errato il prefisso 392, anziché l'esatto 393. Sulle annotazioni di polizia giudiziaria datate 28 dicembre 2021 e 12 febbraio 2022 si legge in maniera inconfutabile che l'utenza 392 888 7777 è sì in uso alla Resinovic, ma intestata al marito Visentin. Si evince anche che le 2 utenze in uso alla Resinovic sono attive dal 2013 per la 77 finale e dal 2012 per la 77-77 finale. Mi piacerebbe che venisse fatto uno specifico chiarimento pubblico su YouTube da parte vostra, sia per appagare la mia curiosità, ma anche per chiarire questo aspetto a tutti coloro che vi seguono e che credo abbiano poco chiara la questione. In ultimo, mi piacerebbe che la Paola Calabrese ci potesse dire pubblicamente se il telefono ricevuto come regalo dal Visentin sia o meno il Samsung Galaxy S21 con IMEI 35 26 30 60 20 56 6 e 70, anche perché sullo stesso, se non erro, erano anche stati riversati i filmati della GoPro 9 ed era il telefono in uso al marito nei giorni della scomparsa. Inoltre era stato, se non erro, l'unico telefono e numero telefonico dichiarato agli inquirenti, che poi hanno rilevato le 4 sue ulteriori utenze, più quella nuova aperta a marzo 2022, a seguito delle intercettazioni telefoniche a cui era sottoposto. A riguardo della Calabrese aggiungo che sembrerebbe che abbia dovuto consegnare il famoso telefono agli inquirenti. Vi ringrazio, restando in attesa di cortese risposta in merito, che preferirei avvenisse pubblicamente. Cordiali saluti. Io a un certo punto, era il 95 mi pare, 94-95, i giornali ci hanno detto guardate dovete passare sul digitale, no? Io non avevo la minima idea di quello che poteva essere il digitale. Dopodiché un corpo macchina costava 14 milioni, no? Allora io non l'ho presa a un certo punto, però i miei colleghi l'hanno presa e fate conto che aveva 3 milioni di pixel, 3. Cioè venivano le foto dei rettangoli così, cioè io a un certo punto
non me la sono sentita e nel 95 sono andato fuori dal giornale, proprio perché per me era impossibile lavorare in digitale in quel modo là. Intanto come mi avete trovato, no? Che sono ufficioso qui, non ufficiale. Sei serio? Voglio entrare in me. No. È mio papà. Avete scritto cose No, su di me che non... Ho fatto prima di voi sto mestiere qua, vedo questo. Io facevo questo lavoro qua con mio papà al Messaggero Veneto 30 anni fa, ok? Andavo a fotografare i suicidi, i morti, le stragi del sabato sera. Mi spaventi. Poi non sai neanche con chi hai a che fare, credimi. Sei mai andato a fare un servizio di una strage del sabato sera con cadaveri bruciati vivi dentro? 2 ore fa fargli le foto che era il compleanno del tuo migliore amico? Non è facile come sembra. Avevi un buon rapporto con Liliana? Neutro. Un rapporto neutro. Saluti, rispetto, basta. Non ci sentivamo, non ci io Lili non la vedo da 3 anni. Neutro. Ciao, buongiorno. Io ho la mia vita, loro avevano la loro. Capisci? Sono proprio la persona inadatta a qualsiasi cosa, perché io Lili non la vedo da 3-4 anni. Ovviamente sono sconvolto, ma stiamo aspettando gli esiti delle indagini, perché nessuno sa e nessuno sa niente. Finché non scopriranno cosa è successo. Non siamo noi, ripeto, CSI. Un mese che non dormo, ovviamente, si vede, insomma, no? È sparita la moglie di mio papà, non so, non ho capito. È una cosa così, no? Il rapporto era neutro, la verità. Ma questo non ha niente a che vedere con quello che è successo, no? Rapporto è rapporto. Poi la cosa ufologica è ufologica per tutti, anche per un tuo amico. Comunque il giallo del 2022, no? Insomma, siamo in tutto il mondo ormai. In tutto il mondo siamo, no? Sai che siamo in tutto il mondo. Dal Sud America, al Giappone, dappertutto siamo arrivati come storia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.